Carlo Piga, che gioia è? Un'altra gioia come quella dell'anno scorso, eravamo partiti per salvarci e farlo nei play-out posso dire ancora più bello che farlo prima durante il campionato, perché le emozioni di oggi non si possono descrivere. Tu sei uno di quelli che si gasa nelle situazioni complicate. Oggi sei entrato a 1000. Sì, ma secondo me queste partite se non metti il cuore, la grinta e tutto quello che c'è dentro non riesci a fare bene, quindi anche dalla panchina chi entra deve dare sempre il massimo. Oggi ci siamo riusciti e abbiamo dato una grossa soddisfazione ai nostri tifosi. Che era insomma sempre il tuo pallino, no? Perché dici giocare qui a casa mia davanti ai miei tifosi è stata un'annata difficile, però possiamo dirlo. Sì, è stata difficilissima, ma sentendomi con qualche tifoso all'inizio del campionato avevo dato la mia promessa che ci saremmo salvati, in qualche modo ci saremmo salvati e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, contro una diretta concorrente difficile da affrontare, però l'abbiamo meritata noi. Carlo, 3 allenatori in questa stagione. Riolfo che è arrivato a 5 partite dalla fine, insomma non era semplice per quanto fosse sempre lì per uscire. Sì, per lui non è stato semplice perché è arrivato in un momento complicato della stagione, però posso dire che ci ha dato veramente tanto. A me personalmente mi ha dato una gran voglia di riprendere a giocare e lo devo ringraziare con tutto il cuore. Però non dimentico Marco Sanna e Pietro Rubino perché per me sono persone veramente speciali, uomini con la U maiuscola. Una dedica. No, tutta la mia famiglia mi è stata vicino, a mio padrino che oggi mi dà le ferie e non devo andare a lavorare, e a tutti i tifosi, a tutta la città che ci è stata vicino anche nei momenti più difficili. L'abbiamo voluta con tutto il cuore questa salvezza. Grazie a Carlo Piega. Grazie Complimenti. a voi. Ciao.